esempio, partendo da molto lontano, nel 1954, dove il vincitore mi sembra che sia stato Giorgio Consolini con tutte le mamme del mondo, quando sì. un bambino si stringono al cuore. C'è stato un brano che poi è diventato comunque un successone ed è stato cantato da tantissimi gruppi, da tantissime band, che era Canzone da 2 soldi, non so se te la ricordi. No, sinceramente questa mi mancava. Vediamo, sentiamo un po'. È una semplice canzone da 2 soldi che si canta per le strade dei sobborghi e risveglia in fondo all'anima i ricordi di una dolce spensierata gioventù. È una semplice canzone per il cuore, poche note con le solite parole, ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove, ripensando al tempo che non torna più. Si deve aprire piano piano qualche finestra da lontano, c'è chi si affaccia ad ascoltare e a sospirare. È una semplice canzone da 2 soldi che si canta per le strade dei sobborghi, per chi spera, per chi ama, per chi sogna. È l'eterna dolce storia dell'amor, è l'eterna dolce storia dell'amor.